Queste foto sono scattate nella ex Jugoslavia, al confine con i paesi del sud. Vicino alla Grecia, ai confini con la Macedonia. Quei paesi che nei secoli sono stati più attraversati dall'impero ottomano e quindi hanno una presenza di musulmani abbastanza consistente. Questa è una lapide nell'uso del seppellimento di questi paesi. Questo è un muro perforato da centinaia di colpi di proiettili. Questa è una baracca immagine della città, di una famiglia che è rimasta probabilmente senza casa. Al cospetto di un edificio colpito da migliaia di proiettili, dove sono state rimesse le finestre e i vetri, però sono rimasti i proiettili ben profondi nel cemento. Questa è una lapide in cui i nomi si ripetono 5-6 volte, evidentemente intere famiglie morti, tutti insieme.